9.000 interviste dirette, altri 1.000 questionari online, un campione di trevigiani significativo per capire come cambia la città e con essa le strategie viarie da mettere in campo. Muove i primi passi il piano urbano della mobilità sostenibile, con un convegno ai 300 in cui sono state illustrate, tra le altre cose, le due macro tendenze che emergono dai dati raccolti. Treviso è una città che, al pari di molti altri capoluoghi italiani, sta invecchiando in fretta e la popolazione sceglie per abitarci spesso e volentieri la zona nord. Il fatto che la popolazione stia invecchiando e che i servizi legati alla popolazione saranno sempre più necessari terrà conto del fatto che i percorsi saranno sempre più brevi, ma dovranno essere fatti in maniera sempre più veloce e quindi dovremo decongestionare il traffico. Abbiamo visto che circa il 30% ormai delle auto è nella fascia Euro 4, Euro 5, Euro 6, quindi stiamo evolvendo anche il nostro parco auto, ma quindi i nostri anziani verranno tenuti sempre più in considerazione in quello che è la scelta del trasporto pubblico e quella che è la scelta del trasporto privato. L'altro dato, come detto, è l'incremento di popolazione nei quartieri a nord della città. Soprattutto i quartieri Santa Bona, San Liberale e San Paolo hanno avuto un grande incremento di popolazione. Teniamo conto, noi stiamo lavorando molto sulla mobilità elettrica, abbiamo installato 48 colonnine, siamo al bando per installarne altre 14-15 e si ritiene che una zona come Treviso deve averne circa 200 per coprire quello che sarà la rivoluzione sostenibile della mobilità. Tutto questo servirà per elaborare il vero e proprio piano. Elaboreremo i dati tramite 50 stakeholders e 45 cittadini selezionati per fare questo tipo di lavoro e stenderemo quello che è il piano urbano della mobilità sostenibile per capire quali sono le opere viarie principali e necessarie alla nostra città.